Paola, intanto benvenuta in Art Grazie Voice mille. Academy. So che tu sei giovanissima e che fai anche molta strada per arrivare qui. Vuoi raccontarci qualcosa di te? Allora, sì, io ho 15 anni, vengo da Bergamo. Per arrivare qui, facciamo un paio d'ore di viaggio, siamo sempre in macchina io e mio papà che mi porta un po' dappertutto. Poi solitamente quando ci sono concorsi o altre cose in giro, ci portiamo dietro anche mia mamma e mia sorella che mi supportano e mi seguono sempre anche loro. Perché tu canti da sempre praticamente, il Sì, canto è sì, proprio la ero tua piccolissima, passione. ho iniziato all'asilo, sono sempre stata appassionata di musica, fin proprio da piccola. Poi ho fatto una decina d'anni di coro, in un coro della mia città, Bergamo, e poi dopo il Covid ho iniziato a prendere lezioni da sola e ho iniziato a mettermi in gioco un po' con i vari concorsi. Allora raccontiamo anche un pochino perché sei qui in Art Voice Academy e come ci siamo conosciuti, perché c'era un premio dedicato a Stefano Dorazio che è stato promosso dall'associazione Stefano Dorazio con Tiziana e Art Voice Academy insieme al maestro Diego Basso. E quindi tu sei arrivata qui selezionata fra tantissimi in Italia. Sì, ho avuto il privilegio, la fortuna di arrivare qui, è stata un'esperienza bellissima. Non mi sarei mai aspettata di arrivare in finale e tantomeno di vincere, se devo essere sincera, perché già quando abbiamo fatto le semifinali qui in Art Voice c'erano dei ragazzi che erano veramente bravi, il livello era altissimo. Eravate tutte belle Tutti voci, giovani, bravissimi, bellissime. davvero. E infatti ero rimasta, ho detto, ma sì, dai, Che figurati. brani avevi portato qui? Volevo scriverti da tanto di Mina come Mm. brano doc per l'audizione, poi parlando con il maestro e con Tiziana mi sono stati chiesti anche un altro brano in inglese e un altro brano in italiano e quindi ho scelto di portare Cambiare di Alex Baroni e At Last di Etta James. E diciamo che il risultato è stato bello, perché Direi di poi sì. fra 12 siete stati selezionati in 4 dal teatro di Art Voice Academy, poi siete andati in un contesto, quello dell'Auditorium della Musica di Roma. Che esperienza è stata? È stato magico, davvero è stato fantastico. Già quando siamo entrati in auditorium per le prove, vedere questa platea così enorme e da vuota faceva molto più effetto, faceva ancora più effetto di quanto poi non era dal vivo quella sera che abbiamo cantato poi con un pubblico e il palco era Grandissimo. grandissimo, fantastico, allestito. C'era la batteria di Stefano Dorazio lì in posizione che spiccava un po' tra tutto il E resto. c'erano i componenti dei Pooh, perché c'era una commissione Sì, 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 sì. non di poco conto, no? I componenti dei Pooh ho C'era avuto Fiorello. l'onore di conoscerli, Roby, Riccardo e Red. A parte artisticamente, vabbè, lo sappiamo, sono bravissimi, sono fantastici ed è stato veramente qualcosa di magnifico. Poi in un ambiente così professionale, insieme ad altri ragazzi che avevano tutti la mia stessa passione, Sì, eravamo lì tutti sì. con... Quindi siete anche generazioni diverse che si sono incontrate, no? Però la musica poi La musica la unisce. musica unisce. Ti chiedo una cosa perché una giovane voce, una giovane come te, che vince un premio così importante, dedicato a un uomo che non c'è più, che però tutti abbiamo amato, che è Stefano Dorazio, però avevi accanto Tiziana, no? Quindi anche una situazione molto emozionante e ricca di valori, di contenuti, di affetti. Che sensazione ti ha dato? A parte la felicità, l'eccitazione per essere arrivata fin lì, Tiziana è sempre stata gentile fin dal primo minuto delle selezioni, ha sempre usato delle bellissime parole con me e anche con tutti gli altri ragazzi e si riusciva a percepire proprio che quello che stava facendo era per amore, Per amore.
per ricordare il grandissimo uomo che è stato, oltre che grandissimo musicista, Stefano Dorazio. Quindi c'era tanta musica, ma c'era anche Tanto amore. tanto amore. Che brano hai portato a Roma? A Roma ho portato Tutta colpa mia di Elodie. Che scelta, come mai questa scelta? Devo dire che Diversa da quella delle Esatto. audizioni. Ho sempre cantato pezzi di parecchi anni fa, mi oriento sulla musica di un po' di tempo fa, Mina, Baroni, questi artisti qui. Ho voluto provare a buttarmi su qualcosa di un po' più recente e questa canzone di Elodie, così melodica ma anche grintosa, mi ha colpito e ho deciso di buttarmi e di provare. E ti è stata assegnata questa borsa di studio adesso per un anno in Art Voice Academy, quindi è evidente è un brano che È oltre stato a sentirlo apprezzato. è stato apprezzato anche dal pubblico, che era numeroso. Mandiamo un saluto a tutti i giovani che hanno partecipato a questa borsa di studio, che da tutta Italia sono stati tantissimi. Ringrazio ancora tantissimo per l'opportunità e per tutto quello che è stato e il percorso che da adesso ho iniziato in Art Voice, che sono sicura porterà una crescita e dei bellissimi risultati. Noi due siamo diversi, ma come due pazzi ci urliamo contro e poi passeremo la notte dicendo